Cari telespettatori, ben ritrovati con noi, con i nostri ospiti. Manovra di bilancio, va bene, non va bene? Ci sono sindacati che l'hanno appoggiata in qualche modo, a cui dicono più sì che no, ci sono delle cose da rivedere. La CGIL, unitamente anche alla UIL, ha preso una posizione molto decisa, ha analizzato pezzo dopo pezzo, l'ha decomposta, smembrata, eccetera, e ha tratto delle conseguenze che sono diciamo così, delle valutazioni che sono da prendere in considerazione e da farvi conoscere. Perché? Perché sono a tutela dei lavoratori, sono a tutela anche dei pensionati. E allora in questo spazio abbiamo presente sia chi rappresenta i pensionati, e quindi ben arrivato Ugargiollo, segretario SPCGIL del Veneto, che ci spiegherà in che cosa si sentono toccati da vicino sul vivo i pensionati da questa manovra, e poi Giacomo Vendrame, ben ritrovato, segretario organizzativo CGIL del Veneto. Buongiorno a tutti. E quindi ben arrivato tutti i lavoratori, quali sono le dinamiche. C'è tantissimo in realtà da dire, perché abbiamo anche tanti schemi di supporto per semplificare il più possibile. Il vostro ruolo sarà quello di semplificare. E allora, ci spieghi un attimo cosa non va? Partiamo da quello che è lo strumento per fare in modo di sentire la nostra voce, che è lo sciopero generale indetto appunto da CGIL e UIL il 29 di novembre per tutta la giornata di lavoro, quindi 8 ore. Qua. Ecco, perfetto. E chiaramente noi la facciamo per cambiare la manovra di bilancio che pensiamo sbagliata rispetto alle esigenze e ai bisogni delle persone in carne ed ossa, e tra l'altro non rilancia nemmeno il Paese rispetto a un declino che ultimamente vediamo abbastanza evidente, purtroppo anche nel nostro Veneto da questo punto di vista. C'è la necessità di dare una risposta, di far prevalere le nostre proposte per il mondo del lavoro e per il mondo dei pensionati. Troviamo invece da questo punto di vista una chiusura totale da parte del governo, perché anche la modalità con cui si è arrivati a questa manovra di bilancio dà un segno di carattere politico. Noi siamo arrivati a un incontro con il governo come CGIL, come sindacati, assieme a tanti sindacati, con una manovra fondamentalmente già blindata, già concordata a tutti i livelli, con quindi spazi di modifica davvero pochissimi su ogni fronte. L'incontro che è stato fatto pochi giorni fa chiaramente non è andato bene, perché ha confermato un impianto che non dà risposte a quelli che noi consideriamo i bisogni delle persone che rappresentiamo, ed è il motivo per lo sciopero generale. Gli argomenti, come si diceva prima, sono davvero molti, sì. Possiamo incominciare ad accennarne alcuni. Forse uno dei principali, io ne cito due: salari e sanità. Il tema del salario, c'è un tema enorme di salari che non hanno recuperato il potere d'acquisto per effetto dell'inflazione elevatissima, e un governo è anche datore di lavoro, perché se tu proponi ai lavoratori del pubblico un rinnovo del contratto che sta ampiamente sotto il recupero dell'inflazione, stai obbligando a quella massa di lavoratori ad avere una diminuzione del loro potere d'acquisto, e se tu governo dai questo indirizzo, automaticamente questo indirizzo è un indirizzo politico che possono assumere anche le controparti private, e quindi andiamo a una riduzione programmata del potere d'acquisto dei lavoratori. Ecco, qua vediamo un po' lo schema che avete preparato, no? Perdita del potere d'acquisto dei lavoratori e pensionati causata dall'inflazione da profitti. Cosa vuol dire? Perché l'inflazione, e non lo dice la CGIL, ma lo dicono autorevoli autorità in merito economiche, nel nostro paese non è stata generata dall'aumento dei salari, è stata generata dall'aumento dei profitti. Cioè noi abbiamo un aumento dei costi delle persone rispetto al carrello della spesa, perché le aziende hanno aumentato i prezzi, e quei prezzi aumentati si sono trasformati in guadagno puro per l'azienda, profitto da cui ne trarre beneficio l'azienda, punto e basta, perché non si è trasferito quel profitto sugli stipendi dei lavoratori. Questo però allora le tocca la responsabilità degli imprenditori. Assolutamente. Tocca la responsabilità degli imprenditori privati, che su questo non danno risposta, ma anche di un indirizzo di carattere politico del governo, perché il governo non è una parte come dialoga con noi, o non dialoga con noi, interagisce con le parti datoriali, e dovrebbe dire, rispetto anche a un sistema economico che senza stipendi non va avanti, perché c'è da dire questo, perché un sistema che ha salari fragili è un sistema economico fragile, per definizione, dovrebbe intervenire per dare indirizzi chiari da
da questo punto di vista. Allora, e questo è un tema. L'altro tema che volevo citare è quello della salute e della sanità, perché adesso permettetemi, le scene della calcolatrice da Bruno Vespa, della nostra Presidente del Consiglio, non tolgono, non distraggono da un fatto vero e scritto sulla pietra, che la spesa per la sanità del nostro Paese rispetto al prodotto interno lordo, che è il principale indicatore che non solo l'Europa, ma che tutti usano per capire quanto si investe nel settore del welfare, in particolare in sanità, è tra i più bassi in Europa e in riduzione nel nostro Paese. Ovvero, rispetto a una popolazione che continua a essere più anziana e continua a avere sempre più bisogno di un intervento sociale e sanitario, si riducono le risposte a queste persone in maniera programmata. ha toccato gli anziani, do a lei la parola, così si aggancia quali sono le problematiche che ravvisate. Poi torniamo sempre sui temi generali, naturalmente. Sì, il primo tema è esattamente quello che citava adesso Giacomo. C'è stato un rimpallo che è stato davvero poco edificante su queste questioni. Le mancanze dal punto di vista economico per quanto riguarda il mondo sanitario e sociosanitario sono evidenti a tutti. Abbiamo una spesa per questi settori che sta sempre più nei fatti diminuendo, mentre sta sempre più aumentando quanto pagano i cittadini per poter usufruire del sistema sanitario. Alcune analisi di questi giorni ci dicono che oggi i cittadini pagano già 46 miliardi all'anno per riuscire a entrare nel sistema sanitario pubblico o privato in tante occasioni, e dall'altro abbiamo già quasi 5 milioni di italiani che hanno deciso di non curarsi, non sono in grado di curarsi perché le liste d'attesa, la possibilità di entrare sono enormi e contemporaneamente non ci sono neanche le risorse, non hanno neanche le risorse materiali per poterlo fare. Da tempo diciamo che in tanti casi pensioni ma anche salari rischiano di non far arrivare le famiglie a fine mese, e in questi casi è evidente che le cure vengono messe da parte. Facendo un'operazione che in qualche maniera è anche in contrasto con la stessa Costituzione, nel senso che la Costituzione dice che su alcuni temi fondamentali dovrebbe essere assolutamente garantita la possibilità, il diritto per i cittadini di poterne usufruire. Con questa manovra di bilancio in realtà noi andremo sotto il 6% di spesa per quanto riguarda il PIL. Nel 2027 saremo al 5,90%. Siamo uno dei paesi europei, il paese europeo che investe meno su queste questioni, sapendo che contemporaneamente siamo il paese europeo che ha anziani che per fortuna sono sempre di più, vivono sempre di più, ma questo vuol dire che hanno anche sempre di più esigenze rispetto a queste questioni. Poi relativamente alla pensione, che abbiamo anche una slide dove parla che la rivendicazione che voi fate sia alle imprese che al governo è la piena rivalutazione delle pensioni e la riforma delle pensioni che superi la legge Montifornero, questo chiedete. Certo. Quello che diceva prima Giacomo per i salari vale anche per le pensioni, in particolare sul 2022 e sul 2023, ma vale anche sul 2024, c'è stata una situazione inflattiva estremamente pesante. Le scelte fatte nella precedente legge di bilancio e continuate in questa legge di bilancio dal governo Meloni hanno sostanzialmente fatto sì che non ci sia il recupero del cosiddetto potere d'acquisto delle pensioni e dei salari dall'altro lato. Quindi accanto a pensioni che nominalmente crescono, in realtà ci sono state perdite di potere effettivo intorno al 10%.
E questa è una questione che per noi è inaccettabile, quindi non basta semplicemente, a fronte del fatto che sul 2025 si dice l'inflazione sarà bassa, arrivare ad una perequazione per quell'anno. C'è da recuperare quello che è successo in questi anni. Completo un secondo con un dato. Giacomo diceva prima giustamente che l'inflazione è data dai profitti. Ci sono analisi che dicono che in questi anni è diminuita la spesa per salari nel sistema produttivo italiano di 12 punti, quindi del 12%, ed è aumentato la spesa, diciamo, per profitti del 14%. Quindi vuol dire che c'è stato un grande spostamento di risorse da lavoratori e pensionati verso altre categorie che non è stato compensato né dai rinnovi contrattuali né dalle leggi di bilancio. Qui ci allacciamo un po' al discorso, sentiamo un messaggio da parte del telespettatore: in Italia ci sono 5,7 milioni di poveri assoluti e i salari tra i più bassi d'Europa, ma dove vogliamo andare? Avanti con le manifestazioni. Non posso che condividere, perché uno dei problemi è proprio questo: la soglia della povertà relativa e anche assoluta nel nostro paese sta aumentando e contemporaneamente stanno aumentando le disuguaglianze, per cui è chiaro che se qualcuno mi dice ma nel nostro paese c'è qualcuno che sta bene, infatti c'è qualcuno che sta bene e probabilmente sono quelli legati a quei profitti che citavamo precedentemente, ma la stragrande maggioranza della popolazione e in particolare i pensionati, i lavoratori dipendenti, le pensionate e le lavoratrici dipendenti, è troppi anni che vedono peggiorare la loro condizione economica e tra l'altro anche non vedere risposte sotto il profilo dei bisogni. Considerate che anche la manovra del cuneo fiscale, di cui questo governo si riempie la bocca con il passaggio da decontribuzione a fiscalizzazione, è una questione molto tecnica, però in realtà mi convince molto l'immagine che ha usato il nostro segretario generale Landini. Se tu regali 3-4 anni fa a una persona un paio di scarpe nuove, non è che poi sei bravo se dopo 2-3 anni non gliele togli, gliele hai regalati 2-3, perché la decontribuzione è già stata fatta, ogni anno è vero che viene confermata, però non ci guadagni qualcosa, te l'hanno data in ve. Adesso con la defiscalizzazione in realtà i redditi, soprattutto i redditi più bassi, ci perdono. Noi abbiamo uno studio fatto da parte della CGIL che, per dire, rispetto alla situazione precedente, una retribuzione lorda di 16.000 euro ci perde ben 1.300 euro rispetto alla situazione precedente, quindi le loro buste paga saranno più leggere, avranno meno soldi e ad esempio un reddito invece di 34.000 euro avrà una perdita annuale sul netto di 135 euro, che è molto meno, ma comunque è una perdita. Quindi anche la questione del cuneo fiscale, che appunto era il vecchio cuneo contributivo, in realtà è una misura che stai togliendo soldi alle persone, non aggiungendo, e questa è la dimostrazione come questa manovra sia sbagliata sotto quel profilo, così come su tanti altri profili. Ok, allora quindi questo appunto poi andrebbe spiegato anche bene nel dettaglio, perché ovviamente si recepisce quello vostro studio, però non certo, c'è no, neanche il è tempo. anche molto complesso, perché molto complesso, subentra infatti. la questione contributiva, la questione esatto. fiscale, i monti contributivi, cioè è una un questione po' molto complicato. tecnica, però il risultato è quello e i lavoratori e i pensionati lo vedono, cioè la busta paga a un certo punto arriverà e non sarà più come la volta precedente, ma avrà un segno meno, e questo lo sentono ed è uno dei motivi per cui le persone sciopereranno con noi. Ecco, allora andiamo subito in pubblicità. La manifestazione, quindi la manifestazione per quanto riguarda i pensionati, sciopero per quanto riguarda i lavoratori, lo ricordiamo il 29 novembre, dove? Saranno manifestazioni provinciali e quindi in ogni singola provincia, con l'unico accorpamento delle province di Treviso e Belluno. Perfetto, andiamo in pubblicità qualche secondo, voi mandate i WhatsApp, i vostri messaggi per fare delle osservazioni o delle domande, ci vediamo tra poco. Allora, ritorniamo con i nostri ospiti per spiegarvi perché dovrebbe esserci ci sarà
questo sciopero generale il 29 novembre, manifestazione generale, quindi sciopero a cui aderiscono anche i pensionati, CGIL e UIL. Abbiamo visto questa bozza della manovra di bilancio ormai giunta, che basta entrare a fare gli emendamenti, poi passa, in che cosa sostanzialmente per voi non va bene. C'è un altro messaggio, volevo sapere dal sindacato CGIL quali proposte per aumentare i salari. Io vorrei che tutte le aziende che ricevono contributi statali di qualsiasi tipo devono dimostrare che hanno un piano di crescita salariale annuo e metterlo in pratica, altrimenti niente contributi. Proposta del telespettatore. Non è una proposta, è una proposta di valore, cioè condividiamo. Noi spesso riteniamo che l'intervento dello Stato con contributi debba essere legato alla qualità del lavoro di quell'azienda e alla prospettiva di quell'azienda, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, altrimenti i contributi a pioggia vanno a tutti, compresi quelli che magari non rispettano i contratti nazionali di lavoro e che pagano le persone meno del dovuto. Quindi questo è un ambito importante, ma ritornando alla questione dei salari bassi, allora, la questione è complessa e va dentro l'ambito grande anche della contrattazione con le parti datoriali, però io ritorno a un aspetto, ovvero delle regole necessarie per il nostro paese rispetto alla rappresentanza, perché noi sappiamo cosa vuol dire? Perché oggi noi sappiamo che ad alcuni lavori viene applicato sì un contratto nazionale di lavoro, ma non sottoscritto da CGIL e CISL UIL, sottoscritto, permettetemi, da sindacati di comodo che rappresentano forse dei lavoratori, ma sicuramente in maniera ma non è firmato da voi questo perché non ci siete in rappresentanza in azienda? Perché alla fine non esistono delle regole precise rispetto a questo. Noi vorremmo invece fare in modo che i contratti nazionali sono validi nel momento in cui vengono firmati dalle categorie sindacali che rappresentano effettivamente i lavoratori di quel settore. Cioè, se la CGIL pesa in quel settore il 30%, noi riteniamo che sia giusto che quel peso venga valutato. Se assieme a CGIL e CISL UIL si pesa il 70%, la stragrande maggioranza dei lavoratori, e sappiamo che è così praticamente in tutti i settori, allora sono loro a decidere. Non può essere che un sindacato che rappresenta 10 lavoratori a livello nazionale possa sottoscrivere un contratto nazionale con i datori di lavoro, perché a quel punto è, voglio dire, il cosiddetto dumping contrattuale, che non è altro che una giungla in cui le regole in realtà non esistono. Noi vogliamo che la rappresentanza venga certificata, che ognuno possa dire la sua in base a quanto vale effettivamente rispetto al mandato che gli danno i lavoratori, cioè quante persone sono iscritte e possibilmente anche che gli accordi nelle aziende vengano votati dai lavoratori e che chiaramente, come esiste in democrazia, la maggioranza decide rispetto a questo. E questo è un tema determinante rispetto a tanti aspetti del mondo del lavoro. In questo dite, qua c'è anche la slide successiva a quella precedente che stiamo guardando, peggioramento della legge Monti-Fornero che si applicherà al 99,9% dei lavoratori? Beh, su questo la Monti-Fornero è le pensioni. E su questo chiaramente Ugo è ancora più esperto di me, però permettetemi una battuta. Questo governo ha preso i voti dai cittadini italiani dicendo che avrebbe abrogato la legge Fornero e quindi avrebbe mandato in pensione le persone prima. Oggi in realtà ha fatto in modo di peggiorarla la riforma Fornero, perché oggi rispetto alle condizioni di ieri con questa legge di stabilità si va in pensione più tardi. Quindi non solo hanno disatteso quello che hanno detto... Ma era previsto dalla legge Fornero, ci sarebbe stato uno scaglione? No, assolutamente, hanno modificato delle condizioni per fare andare le persone in pensione più tardi. Quindi non solo hanno disatteso quello che era una promessa elettorale, e purtroppo succede spesso in questo paese, ma addirittura sono andati nella direzione opposta, che non era nemmeno preventivabile per certi versi. Quando si va in pensione a questo punto? Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che una serie di norme che erano state introdotte, penso all'APE sociale, penso ai 103, penso a Opzione Donna, sono sostanzialmente state abolite e quindi si torna nella sostanza alla Fornero così com'era. A me sembra che ci sia ancora l'APE sociale. L'APE sociale è in rarissimi casi. Le altre due sono, la 103 c'è ma ormai riguarda, per cui dai conteggi che abbiamo fatto noi il 98,9% dei lavoratori a oggi gli si applica la Fornero così com'è, quindi siamo
alla totalità, cioè quando parli di 98,9% parli di Certo. questo. Non solo, ma vengono introdotte delle norme, penso per esempio a tutto il pubblico impiego, in cui si sposta la possibilità, certo in termini volontari, di andare in pensione, ma a me hanno insegnato che oggi lo si fa in termini volontari, domani dipende. In un settore in cui da sempre stiamo dicendo che invece c'è una grandissima necessità di andare a un rinnovamento dei lavoratori e delle lavoratrici, di dare spazio in qualche maniera ai giovani. Poi, contemporaneamente, nel nostro Paese non facciamo nulla per trattenere i giovani e abbiamo 100.000 giovani che se ne vanno di anno in anno in altri paesi europei o extraeuropei per trovare delle condizioni di lavoro migliore. E sono anche qua diversi, perché si dice sempre che c'è la fuga dei cervelli, è vero, ma c'è anche la fuga di tanti giovani che semplicemente pensano, andando in Svizzera, in Germania, nel Regno Unito o negli Stati Uniti, di trovare una ritribuzione delle condizioni economiche migliori per loro stessi, ed è una perdita per il nostro Paese. Assolutamente. Un altro messaggio: la forbice tra povero e ricco aumenta sempre di più, i poveri aumentano, ma aumentano anche i super ricchi, e poi si va in pensione con delle elemosine, vergogna, politici. Vendrame, chiedo a lei, dove si possono prendere questi soldi secondo voi? Questa è una domanda pertinente, perché una delle critiche che noi raccogliamo rispetto anche al nostro sciopero è e se volete anche spesso la narrazione da parte del governo è però siamo vincolati dalle risorse che sono poche e via dicendo. Il tema vero è che esistono degli ambiti dove si potrebbero recuperare più risorse. Abbiamo visto il tema degli extra profitti, perché c'è stata un'inflazione da profitto e quindi le aziende hanno guadagnato molto, non si può in qualche modo intervenire lì. Ma potremmo anche parlare dei grandi patrimoni, perché se la disuguaglianza aumenta anche perché ci sono persone che accumulano patrimoni enormi che potrebbero essere usati per in qualche modo intervenire sotto il profilo appunto del welfare e via dicendo. Ma poi esiste un'altra miniera d'oro che non aggrediamo mai, anzi in qualche modo ne facilitiamo l'accesso, che è la miniera d'oro dell'evasione fiscale. Che però c'è stato un grande recupero quest'anno, risultati alla mano, c'è stato un recupero di più degli altri governi. Sì, dopo in realtà noi sappiamo che il recupero dell'evasione fiscale è più determinato da norme che sono normalmente applicate 1 o 2 anni precedentemente, quindi se questo governo dice di aver recuperato è probabilmente per norme che hanno fatto precedentemente, perché non è che cambi una normativa o fai un'operazione immediatamente e recuperi, perché c'è un percorso abbastanza lungo su questo. Il tema vero è che l'intero sistema di evasione fiscale all'anno vale 100 miliardi, cioè potremmo fare 2 o 3 o addirittura 4 manovre finanziarie recuperando quelle risorse, e belle grosse anche come manovre finanziarie. A quel punto sì, si potrebbe mettere in campo un sacco di investimenti che vanno nella direzione che noi chiediamo, e invece in qualche modo su quell'ambito non si interviene mai in maniera così determinante come invece è necessario. Ma come anche sotto il profilo fiscale. Sotto il profilo fiscale ormai noi abbiamo un sistema fiscale schizofrenico nel nostro paese, perché abbiamo un sistema IRPEF che basa tutto su pensionati e lavoratori, che tra l'altro regge la maggior parte del welfare, e sistemi paralleli che pagano molte meno tasse, che invece non hanno nessun tipo di progressività come è prevista dalla nostra Costituzione e non permettono in qualche modo un circolo virtuoso di redistribuzione a favore del welfare e di chi ne ha bisogno. La nostra Costituzione dice che chi ha tanto paga tanto, chi ha poco paga poco, e noi vogliamo applicare questo, che ci pare un principio di equità e giustizia sociale. Assolutamente. Voi rivendicate anche il rinnovo dei contratti nazionali pubblici e privati, vedo, e la politica industriale per settori manifatturieri e servizi, ovvero? Questo è fondamentale, nel senso che noi, il nostro paese, se pensiamo che diventi una succursale di altri, e mi riferisco in particolare per il nostro Veneto della Germania, poi non ci si può lamentare se quando quel paese si ferma scatta la cassa integrazione nel nostro paese. Il tema vero è che noi dobbiamo avere l'ambizione di costruire un settore industriale all'avanguardia, puntando sulle nostre competenze che ci sono, sui nostri punti di forza, ma per questo serve un intervento dello Stato, serve che lo
Stato abbia idea chiara di cosa serve sotto il profilo industriale, altrimenti le crisi industriali saranno una costante nei prossimi anni, ma lo possiamo già certificare. Purtroppo, tra l'altro, nel nostro Veneto in questo periodo viviamo un periodo molto difficile da questo punto di vista, senza che ci sia una prospettiva d'uscita. Noi abbiamo bisogno che si ritorni a investire in competenze, in sviluppo e innovazione per far sì che i nostri settori industriali siano leader, che abbiano una leadership all'interno del contesto europeo, perché se siamo a rimorchio di altri, quando quegli altri si fermano, automaticamente ci fermiamo noi, ma addirittura peggio rispetto a chi si ferma. Siamo arrivati alla fine. Tutela della salute e sicurezza, diceva anche Ugargiollo, contrasto alla precarietà, qui cambiare la legislazione sul lavoro, se non erro, e poi il ritiro del disegno di legge sicurezza, proprio una battuta che siamo in chiusura. Beh, quello sulla sicurezza è un DDL variamente sicuritario, senza senso. La dico così: un lavoratore disperato a cui si toglie il suo posto di lavoro e decide di occupare una fabbrica viene punito con 7 anni di reclusione. Se questa è una norma secondo voi utile al Paese, non so come dire, se ne prende atto, ma mi sembra che sia totalmente contraria al senso comune e al necessario intervento e difesa del mondo del lavoro, perché è davvero fuori luogo. Non è necessario al Paese bloccare quelle che sono manifestazioni democratiche anche di dissenso, perché è il sale della democrazia, altrimenti davvero vuol dire che questo governo la voce del lavoro che è in difficoltà non vuole non solo ascoltarla, ma la vuole sopprimere. Allora, ricordiamo, siamo in chiusura, grazie a entrambi voi segretari della CGIL e dello SPI-CGIL, la data del 29 novembre, sciopero generale indetto dalla CGIL e dalla UIL, manifestazione generale a cui partecipano anche i pensionati dello SPI-CGIL e penso UILP, insomma anche dei pensionati. Grazie di essere stati qui con noi, di averci spiegato queste ragioni, di averle illustrate, grazie a voi telespettatori di aver partecipato con i vostri WhatsApp e i vostri messaggi. Rivedete poi la puntata, naturalmente la trovate su YouTube e sul web, e ci vediamo presto.